Le baby gang di Venezia e Mestre hanno le ore contate, 27 giovani e giovanissimi sono già stati identificati e le forze dell'ordine sono al lavoro per chiarire le responsabilità. Il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, incontrerà i genitori dei giovani che fanno parte delle baby gang e di questi ragazzi voglio capire tutto, dove studiano e come vivono. Autonomia del Veneto, il presidente Zaia è di nuovo di fronte alla Commissione per le questioni regionali, è un percorso inevitabile, ha detto portiamolo in Parlamento. Dal 2009 ad oggi i fondi statali per il Veneto si sono dimezzati e le tasse locali volano, IRPEF più 70%, IMU e TASI più 40%, i risultati di uno studio dello SPCGL per i comuni, scelta obbligata. Turisti che per scattare fotografie al mercato del pesce infastidiscono i clienti, i commercianti di Rialto si ribellano e lanciano una provocazione, per ogni foto dovete darci €1. Prevenzione, controlli e risposte ai cittadini nel 167° anniversario della Polizia, trasmesso in diretta dalla nostra emittente, il bilancio dei risultati sempre a fianco dei cittadini. 5.000 abitanti e 450 cani nel quartiere Pertini, c'è un amico a 4 zampe a ogni 10 ai residenti, l'amministrazione comunale e i veterinari organizzano un incontro, un corso per insegnare le regole di convivenza. Buonasera, ben ritrovati. Dunque le baby gang di Venezia e Mestre hanno le ore contate, 27 giovani e giovanissimi sono già stati identificati e le forze dell'ordine sono al lavoro per chiarire le singole responsabilità. Abbiamo i nomi, sappiamo chi sono, dico ai ragazzi e alle famiglie se mi stanno ascoltando, li conosciamo tutti, sono 27, ce l'ho la lista. E ce ne sono 2 o 3 che sono particolarmente pericolosi e io mi auguro che insomma qualcuno paghi immediatamente. Il cerchio si sta chiudendo rapidamente attorno alle baby gang che stanno terrorizzando Venezia e Mestre in un'escalation che ha vissuto l'apice con la rapina ad un negozio di alimentari di via Fapanni a Mestre e un brutale pestaggio di 4 passanti in campo San Geremia a Venezia. Parliamo di ragazzi anche di 16-17 anni che picchiano la gente per strada per niente o per motivi totalmente futili, si stanno rovinando la vita. Lo dico anche alle mamme, ai papà, alcuni hanno anche situazioni difficili tra l'altro. Abbiamo attivato i nostri servizi sociali, vogliamo proporre anche proposte di lavoro o di altro, proveremo in tutti i sensi a dare la carota, ma non c'è dubbio che arriverà anche la bastonata. Le forze dell'ordine stanno completando la ricostruzione della struttura dei 2 gruppi, quello per così dire lagunare e quello di terraferma. L'età varia tra i 13 e i 19 anni, ci sono molti italiani e qualche straniero e anche almeno un paio di ragazze. Nelle baby gang abbiamo dei ragazzi che verosimilmente sono anche di buona famiglia, questo sì, e questo ci fa preoccupare come dato perché ci fa capire come la nostra società oggi faccia fatica a attenzionare, quindi a vigilare come così dovrebbe essere anche solo di buon senso da parte dei familiari nei confronti dei propri figli. È possibile che alcuni di questi raid siano stati compiuti sotto l'effetto di stupefacenti? Assolutamente sì. In quest'ora si lavora per accertare partecipazioni e responsabilità ai vari eventi dell'ultimo periodo, dopodiché la palla passerà alla magistratura. A preoccupare anche la rapida crescita del livello di violenza e di reati che vengono commessi. Qui stiamo parlando di ragazzini, parliamo di bambini, alcuni hanno 14 anni, 15 anni e si stanno rovinando la vita. Quindi sono a piede libero tutti quanti, ma con praticamente una capacità di delinquenza abbastanza elevata, per la loro età sorprendentemente elevata. Per cui non sottovalutiamo per niente il fenomeno, credo che qui lo stiamo affrontando come tante altre cose a Venezia prima di altri, poi tracceremo le linee guida, però a maggior ragione appunto poi i nostri uomini, i nostri ragazzi devono anche potersi difendere, insomma non siamo disposti a dare l'altra guancia. E l'allarme baby gang preoccupa anche in prefettura, dove saranno convocati i genitori dei ragazzi coinvolti. Il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, intende occuparsi personalmente del caso delle baby gang che in un crescendo di azioni violente e illegali hanno tenuto in scacco e terrorizzato Venezia e Mestre. Le indagini e le individuazioni dei responsabili procedono spedite e i genitori di questi ragazzi saranno convocati in prefettura. Voglio vedere questi genitori se hanno fatto qualcosa, come mai sono ridotti ad avere i figli che vanno in giro per la strada a fare tutto quello che stanno facendo, danni, violenze di tutti i tipi. E poi vorrei capire anche se questi ragazzi vanno a scuola, chi sono gli insegnanti, cioè vorrei fare tutta la filiera, ecco, della educativa. Poi si arriva anche alla sanzione, si arriva anche alla repressione di questi comportamenti, che comunque è un momento che ci vuole, però
prima voglio rendermi conto. La lettura del fenomeno delle baby gang non può essere limitata ad una semplice questione di ordine pubblico, così come la sola repressione, per quanto necessaria e sacrosanta, potrebbe rivelarsi non sufficiente a risolvere un problema che è anche sociale e culturale e chiama in causa una molteplicità di soggetti diversi. Abbiamo fatto un comitato in passato, mi pare nel mese di gennaio, quando si sono manifestate le prime aggressioni. Adesso ne faremo un altro allargato a tutte quelle che sono anche le professionalità, le competenze tecniche, diciamo così, quindi psicologi, pedagoghi o altre persone che possono aiutarci a capire che cosa si può fare. Potrebbe sorgere anche un altro comitato, quello delle vittime delle baby gang, le cui violenze hanno creato un comprensibile allarme in laguna come in terraferma, un modo per tenere alta l'attenzione su di un fenomeno grave da non sottovalutare, un'intenzione sulla quale peraltro convergono le opinioni e le azioni sia della politica che delle forze dell'ordine veneziane. Ed ora parliamo invece di autonomia del Veneto. Il Presidente Zaia di nuovo di fronte alla Commissione per le questioni regionali. È un percorso inevitabile, ha detto, portiamolo in Parlamento. Voi avete, perdonatemi se ve lo dico, avete l'opportunità di scrivere la vera pagina di storia di questo Paese. Se non la scrivete voi, la scriverà qualcun altro, ma prima o poi l'autonomia avverrà. Cioè, rendiamoci conto che su 20 regioni italiane, 17 hanno già un percorso attivato. Intervenuto nuovamente insieme al suo collega della Lombardia, Attilio Fontana, di fronte alla Commissione per le questioni regionali, il governatore Zaia ha auspicato che il tema arrivi finalmente in discussione in Parlamento. Non si può dimenticare che è già stato previsto che ci sia un sì o un no su questo tema, ha aggiunto. Se così non fosse, ci si dica chiaramente che non si vuole realizzare l'autonomia. Zaia ha quindi ribadito alcuni fondamenti dell'istanza portata avanti dal Veneto, a cominciare dalla sua piena costituzionalità. Abbiamo avviato un progetto che è assolutamente in linea con la Costituzione repubblicana e con tutte le leggi. Non possiamo accettare che nessuno si permetta di dire sciocchezze rispetto alla legalità del nostro percorso, che ha un vaglio estremo, che è quello della Corte Costituzionale. Ricordo peraltro che uno dei giudici in quel momento era Sergio Mattarella. Nessun egoismo nei confronti delle altre regioni, anzi. A me spiace vedere che c'è qualcuno che comunque insinua che i cittadini verranno curati di meno per colpa dell'autonomia. Non è colpa nostra se in qualche comunità l'unica cosa che sanno fare sono buchi della sanità e esportare ammalati. Andiamo a fare i conti a quella classe politica che governa male, incalza Zaia, che dice il Veneto accetta la sfida della virtuosità. E la virtuosità deve essere premiata. Noi non stiamo proponendo la secessione dei ricchi, non stiamo proponendo un progetto di sublimazione dell'ingordigia e dell'avarizia del nord o altre boiate che sento dire. Noi stiamo semplicemente dicendo metteteci alla prova. Nel 2018 i comuni veneti hanno ricevuto da Roma 500 milioni di euro in meno rispetto al 2009 e i sindaci hanno aumentato le tasse locali. Lo studio della CGIL segnala che l'85% delle entrate fiscali in Veneto arrivano da dipendenti e pensionati. Sono 563 i comuni veneti e il sindacato pensionati della CGIL si è preso la briga di analizzare i dati di tutti, uno per uno, dall'andamento demografico a quello dei redditi, dai finanziamenti in arrivo dallo Stato alle tasse locali, e quello che emerge è che da quando c'è il federalismo fiscale, cioè dal 2009, da Roma le cifre in arrivo in Veneto si è pressoché dimezzata, di conseguenza sono aumentate le tasse locali, l'IRPEF del 70%, IMU e Tasi del 40%, una scelta obbligata per i comuni. Non hanno fatto altro che aumentare in particolar modo l'imposizione fiscale, cioè praticamente tutto quel taglio è stato recuperato attraverso un aumento consistente della pressione fiscale a carico dei cittadini veneti. Dall'indagine emerge anche che 2 contribuenti su 5 dichiarano meno di 15.000 euro lordi l'anno. Questo vuol dire che implica un problema di redistribuzione della ricchezza nel territorio, ma questo vuol dire non solo che la fascia di povertà aumenta, ma come dire mette in crisi anche il sistema economico perché non alimenta la domanda interna di cui noi abbiamo tanto bisogno per far riprendere, come dire, la nostra economia. Intanto la popolazione veneta è sempre più anziana, gli ultra 65enni sono aumentati dell'11%, chi ha più di 80 anni addirittura del 15%, questo significa che deve essere la politica a proteggere le esigenze e i bisogni degli anziani. Per il sostegno a politiche di invecchiamento attivo, ma anche a ragionare
sugli interventi necessari per garantire i servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e assistenziali necessari. Venezia in questo quadro non si discosta dal resto del Veneto e spesso i sindaci non considerano i sindacati come interlocutore utile e fondamentale per fare in anticipo le scelte e individuare le priorità giuste per garantire un equilibrio sociale. Anche a Venezia registriamo complessivamente una difficoltà ad essere riconosciuti come rappresentanza sindacale, come rappresentanza sociale, come un soggetto importante di un confronto negoziale che deve essere preventivo rispetto alle scelte di bilancio, alle scelte economiche. Continuiamo ora con la cronaca. Disagi lungo l'autostrada A4 all'altezza di San Stino di Livenza in direzione di Trieste. In mattinata un tamponamento tra mezzi pesanti ha creato disagi e code, tanto che attorno all'ora di pranzo sono stati chiusi i caselli di Sandona di Piave e di Cessalto e attivata la deviazione per la 27 e la 28. La coda ha raggiunto i 2 chilometri, poi ha iniziato a defluire dopo che i mezzi di soccorso hanno liberato la carreggiata. I carabinieri hanno arrestato per spaccio di stupefacenti una 28enne a Catene. Sono stati bloccati dai carabinieri di Spinea a Catene, dove erano stati segnalati i movimenti sospetti di una coppia che stava prendendo contatti con giovani del posto. Dalla biancheria della donna, una 28enne già nota alle forze dell'ordine, saltavano fuori 10 dosi di cocaina e 10 di hashish pronte per lo spaccio, nascoste tra Reggiseno e Pancera. Aveva anche 450 euro in banconote da 50, una somma ritenuta ingiustificabile per una disoccupata. Lui, tunisino e clandestino, era invece una sorta di bodyguard con tanto di coltellaccio pronto all'uso in caso di problemi di contrattazione. La giovane è stata arrestata per possesso ai fini di spaccio di stupefacenti, lo straniero denunciato per porto abusivo d'armi. Il sospetto è che la ragazza tenesse le fila della piccola ma fiorente rete di spaccio che opera nella zona ai confini tra Marghera e Spinea. Ed ora invece andiamo al mercato del pesce di Rialto, dove di fronte alla crescente invadenza dei turisti c'è chi ha deciso di mettere in atto una singolare provocazione. Sentiamo. Chi fa la spesa? Il turista. Il turista viene, vede il mercato, fa le fotografie. Se si potesse farsi pagare per farsi fotografare? Anche un euro a foto andrebbe bene. L'aveva detto scherzando ai nostri microfoni ad agosto, infastidito dalla crescente invadenza dei turisti, ma a distanza di quasi un anno le cose non sono migliorate per uno dei pochi banchi di pesce rimasti al mercato di Rialto, tanto che alla fine quel cartello è apparso sul serio e ripetuto più volte. Che sia un deterrente, perché le fotografie vanno bene fino a un certo numero, però quando cominciano a spostarci i clienti per fotografare il pesce non va più bene, perché noi siamo qua per lavorare, ma non per fare le comparse fotografiche, insomma. In una città che il turismo di massa rischia oramai seriamente di trasformare in un parco giochi, in un villaggio a tema, la resistenza a cui sono chiamati i veneziani è anche questa, non essere considerati delle pittoresche attrazioni da fotografare. Io non mi sono fatto dare niente, nel senso che quando vogliono darmi un euro gli dico no. Però i turisti guardano il cartello e all'inizio sorridono e poi magari girano largo, magari la foto la fanno lo stesso da più in fondo. È una provocazione praticamente. Una provocazione per far vedere che non siamo qua per fare le comparse o i burattini. Non vogliamo essere dei figuranti, vogliamo essere delle persone vive che interagiscono e in qualche modo incentivano l'economia veneziana e il vivere a Venezia. Questo dobbiamo fare noi, è il nostro lavoro. La provocazione del cartello una foto un euro è servita perlomeno a contenere l'irruenza dei turisti più invadenti. Resta però aperta la vicenda di un mercato per il quale non si può più parlare di crisi, ma di lotta per la sopravvivenza. Io ho speranza, perché i veneziani ci tengono ad avere un mercato ancora come era una volta, non ci sono più gli acquisti di una volta, però al sabato si lavora, cioè il veneziano ci tiene ad avere la pescheria. Ma c'è ancora la speranza. Non rimane molto tempo per salvare Venezia. I tempi sono strettissimi. Venezia sta passando di mano. Ci sono le grandi compagnie interessate a sfruttarla il più possibile senza rispettarla però. Sfruttarla senza rispettarla. Su 100 appartamenti che vengono dati in affitto sono 99 a uso turistico e 1 a uso residenziale. È la morte in pochissimo tempo. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, rimanete con noi.
Siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Parliamo ora di prevenzione, controllo e risposte ai cittadini. Nel 167° anniversario della Polizia, il bilancio dei risultati ottenuti anche grazie alla collaborazione con le altre forze dell'ordine, come sottolineato dal nuovo questore veneziano. Esserci sempre è il motto della polizia, è risuonato all'M9 District di Mestre. L'occasione, l'anniversario numero 167 della fondazione del Corpo della Polizia di Stato, anche alla presenza del vice capo nazionale Luigi Savina. Per essere più vicini ai cittadini, poi, il questore di Venezia ha voluto la collaborazione della nostra emittente, che ha trasmesso in diretta l'intera festa, che si è aperta con un bilancio complessivo dell'attività degli uffici veneziani e si è chiusa con la consegna di numerosi riconoscimenti a quei poliziotti che si sono distinti per la loro attività di servizio, e il neoquestore Maurizio Mascio Pinto ha sottolineato il legame stretto con i veneziani. I cittadini ci vogliono presenti in tutte le loro ordinarie attività quotidiane e noi ci sforziamo di esserci. Stiamo immaginando con i miei collaboratori qui a Venezia nuovi modelli di controllo del territorio attraverso immissioni di nuova tecnologia, ma anche con un ulteriore sacrificio del personale, e su questo permettetemi un altro ringraziamento ai colleghi di tutte le altre forze di polizia. Inevitabile affrontare anche l'attualità con le indagini sulle infiltrazioni della criminalità organizzata mafiosa nel veneziano. Le forze di polizia tutte quante assieme e l'autorità giudiziaria in questo territorio come in ogni parte d'Italia hanno un livello di risposta altissimo. Voi come giornalisti parlate di queste infiltrazioni perché ci sono state operazioni di polizia, perché ci sono stati mandati di cattura, perché ci sono stati arresti. Fondamentale però è l'attività di prevenzione più che di repressione, vera differenza rispetto a ciò che accadeva negli anni '80. Lo sforzo, la differenza fra la polizia degli anni '80 e quella di oggi, che prima si pensava molto alla repressione, oggi lo sforzo enorme è fatto per fare prevenzione, per evitare che il fenomeno possa radicarsi. Quanto ai numeri dell'attività, basta citare le 11.500 pattuglie in azione nel 2018, le 20.000 persone controllate, le 342 immersioni dei sommozzatori e i quasi 6.000 controlli in stazione, oltre alle centinaia di arresti e alle migliaia di denunce, un servizio sempre al fianco dei cittadini onesti. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma solo disagi alla circolazione questo pomeriggio all'imbocco della Romea, dopo che un tir ha perso dei grossi tubi d'acciaio in corrispondenza della rotonda davanti alla nave De Vero. Per liberare la strada è stato necessario l'intervento di una gru e la chiusura della rotonda con conseguenti code. Incontro pubblico nel quartiere Pertini di Mestre tra i proprietari dei cani, gli esperti come i veterinari, amministratori. Appuntamento venerdì 12 aprile, sentiamo di che cosa si tratta. 5.000 abitanti e 450 cani, uno ogni 10 residenti, sono le cifre della convivenza tra i migliori amici dell'uomo e i loro padroni nel quartiere Pertini di Mestre. Una convivenza che può diventare difficile se non c'è il rispetto reciproco anche nei confronti dei cittadini che non hanno animali domestici e che hanno tutto il diritto di vivere senza. E poi la conoscenza delle regole che sono scritte nero su bianco nelle leggi, regole semplici spiegate dagli addetti ai lavori e ai residenti del Pertini, da veterinari, guardie zoofili e amministratori in un incontro pubblico il 12 aprile. Una non corretta gestione del cane può avere serie ripercussioni sia sul cagnolino che sulla popolazione, quindi non raccogliere ad esempio le feci del cane significa rischiare di contaminare un altro soggetto, non trattare i parassiti significa portarseli in casa. E poi c'è un regolamento comunale che spiega come convivere con il prossimo, evitando liti tra cani ma soprattutto tra proprietari, raccogliere i bisogni, tenere il cane al guinzaglio, ma anche non affidare il cane a persone che non sono in grado di gestirlo. Se poi ci sono di mezzo i bambini, la situazione è ancora più delicata. I parchi giochi per bambini è molto importante sapere che esiste una legge regionale che ci dice che i cani all'interno dei parchi giochi dei bambini non ci possono entrare. Fatto salvo però ci sia un cartello che lo dica. Molti non sanno di questo particolare e si arrabbiano sempre. Convivenza e rispetto dunque, con il buon senso. L'idea è nata perché c'è un'esigenza nel quartiere. Qui ci sono molti anziani, spesso hanno il cagnolino, spesso non sanno che il cane ha delle necessità.
Nei parchi giochi si può andare anche se non c'è un cartello, ma se i nostri piccoli amici fanno i bisogni dove i bambini giocano, i rischi per la salute non mancano, non costa nulla evitare quelle aree, prati e spazi aperti, ne abbiamo, e adesso che arriva il caldo evitiamo di lasciare i nostri cani chiusi nell'auto, ma anche di passeggiare sull'asfalto. Noi indossiamo le scarpe, loro no. Prima di chiudere vi ricordo questa sera 20:10 ospiti in studio Antonio Silvio Caloppi di Siamo Europa e Remo Serranagiotto, Fratelli d'Italia, conservatori e riformisti. Questa era l'ultima notizia, vi lascio le previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Ben ritrovati al meteo. Una nuova perturbazione investe in pieno le nostre regioni dove il tempo risulterà dunque spiccatamente instabile. Ma vediamo il dettaglio di giovedì. Sul Veneto il cielo sarà molto nuvoloso con piogge sparse ma piuttosto frequenti, possibili un po' su tutti i settori, localmente anche alternate a qualche pausa più asciutta. Temperature in deciso calo con minime comprese tra 8 e 10 gradi, massime oscillanti invece tra 13 e 15 gradi. E sarà molto instabile anche sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo un cielo coperto ovunque e qualche precipitazione a carattere sparso. Sarà via via più asciutto invece a partire dalla serata. Temperature minime tra 8 e 9 gradi, massime in brusco calo, oscillanti tra i 14 e i 15 gradi. Situazione simile anche sul Trentino Alto Adige, perché anche sulla nostra regione il cielo risulterà molto nuvoloso o coperto con rovesci e temporali diffusi, via via più sparsi con il passare delle ore. Temperature minime sui 9 gradi, massime piuttosto fresche, oscillanti tra 14 e 15 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.